Esplode il malcontento all'interno della corrente dei cooperliani del Partito Democratico, che non si limita a criticare la compagine assessoriale uscita fuori nel Crocetta Ter, ma anzi sostiene che il nuovo governo rappresenta una vittoria del segretario regionale del PD Raciti. Disagio espresso anche in occasione dell'assemblea regionale del PD di domenica, ove mancavano esponenti di spicco dello stesso partito come i parlamentari Crisafulli, Alloro, Marziano. Chiaro il presidente Di Angelo Capodicasa: questo governo c'è ed è certamente un passo avanti, ma ritengo, aggiunge, che alla Sicilia servisse una giunta spiccatamente politica. I tecnici al governo, insiste Capodicasa, possono rappresentare solo delle parentesi che prima o poi vanno chiuse. Intanto vale la pena di ricordare come 25 anni fa, il 12 novembre del 1989, il segretario dell'allora Partito Comunista Italiano, Achille Occhetto, annunciò a sorpresa la cosiddetta svolta della Bolognina, un primo passo che portò allo scioglimento del Partito Comunista e alla nascita del PDS, Partito Democratico della Sinistra, una scelta che provocò uno sconvolgimento tra gli iscritti di allora. Quella scelta ovviamente non poteva che dividere profondamente, si è acceso un enorme dibattito che toccava non solo aspetti politici ma anche aspetti sentimentali, perché aderire al PC significava aderire a un partito profondamente identitario. Il partito era tutto, era la politica, era la casa, era la famiglia, era la chiesa, era la vita di ognuno di noi, quindi cambiare pelle, o meglio rinnovare la pelle, significava un po' interrogarci tutti noi su cosa volevamo che fosse quella tradizione nel futuro dell'Italia e del mondo. E il dibattito fu lacerante, ci furono famiglie che si divisero, Occhetto lo ricorda spesso, che ci furono separazioni, divorzi, tra il marito che era per continuare la storia del PC e le mogli che invece volevano, e le liti intorno a questo argomento portò molte famiglie, molte unioni a dividersi. Nelle sezioni ci fu vera passione politica, dibattito profondo, a volte scontri. Tutto questo portò poi anche al congresso di scioglimento a una scissione che diede vita allora alla Rifondazione Comunista, ma era una scelta che andava fatta, perché da lì poi nacquero i DS, i Democratici di Sinistra, e poi il Partito Democratico, che è un partito, diciamo, giovane rispetto a questa storia, dove sono confluite diverse esperienze culturali e politiche, non solo quella della sinistra, ma di tutti i riformismi progressisti del nostro Paese.